quando pensiamo alla maratona pensiamo sempre ad un evento sportivo, ma le maratone, così come sono evolute, non sono solo un momento di sport, ma sono anche un momento di promozione del territorio, di turismo, di salute, di stili di vita corretti. Diciamo che consiglio a tutti il 15 novembre, domenica 15 novembre, di tenersi occupati e di essere a Verona per poter partecipare a una delle 3 manifestazioni, perché non si parla solo di maratona, di Verona Run Marathon da 42 km, ma c'è anche la mezza maratona, ma soprattutto per coloro che vogliono farsi una corsa, una bella passeggiata per la città, anche la Family Run. Un'organizzazione che negli anni si è migliorata, si è evoluta, è cresciuta, ha dato lustro alla nostra città ma anche alla nostra regione, ne ha aumentato anche la credibilità internazionale. Quindi non mi resta che a tutti gli organizzatori, a tutti gli atleti, a tutti coloro che partecipano all'organizzazione di questa meravigliosa maratona un grandissimo in bocca al lupo, e sicuramente ci vediamo il 15 novembre alla partenza. La Maratona di Verona rappresenta un tassello importante per il nostro sviluppo strategico in quello che chiamiamo sport a partecipazione di massa. Abbiamo iniziato anni fa con la Maratona di Roma, oggi entriamo nella Maratona di Verona perché crediamo che sia tra le maratone italiane quella con più alto potenziale di crescita, sia nazionale ma soprattutto internazionale, perché il nostro obiettivo è quello di espandere i confini dei partecipanti ed attrarre sempre più stranieri che vengono a correre a Verona. L'indotto economico è un elemento a cui noi teniamo particolarmente perché vogliamo lasciare un'eredità e una traccia positiva sul territorio che deve essere coinvolto, ma deve anche avere ovviamente un suo ritorno. E più stranieri vengono coinvolti, maggiore è il ritorno perché si attraggono a Verona persone alto spendenti. Questa 25esima edizione secondo me andava proprio vista in quel senso lì, cioè dalle nostre radici, da dove siamo partiti. In realtà questa associazione è da 50 anni che sul territorio svolge attività multidisciplinari, chiaramente tutte verso un po' lo sport ma anche il sociale, e quindi oggi secondo me andava raccontato per capire perché oggi siamo qui. L'idea della maratona in realtà è dell'avvocato Natale Callipari, che è un avvocato di Verona che ne ha organizzato le prime 2 edizioni e poi si è affiancato alla nostra associazione per proseguirne il percorso, che oggi compie 25 anni. Però all'origine lei ricordava un gruppo che è nato da un gruppo di appassionati di corse di montagna, no? Sì, ancora prima proprio della montagna, che poi si è trasformato in corse in montagna, di corse e poi si è sviluppato in tutto quello che oggi è stato un percorso prima, diciamo, sportivo agonistico di atleti, e oggi invece regala emozioni agli atleti organizzando eventi di grande prestigio.